Benvenuti, oggi è domenica 7 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 6:51 e cala alle 21:57. Oggi viene celebrato dalla chiesa San Claudio. Il nome Claudio ha origine sabina e significa zoppo. Il 7 luglio si celebra la giornata mondiale del cioccolato. Sono diversi i benefici per la salute legati al suo consumo, nello specifico nella forma fondente, che contiene in proporzione molti meno zuccheri. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2009 per celebrare, assaggiare e riflettere sui diversi usi e benefici del famoso nettare degli dei o oro nero. È un cibo amato in ogni parte del mondo, legato all'uomo da una storia d'amore che dura ormai da oltre 5.000 anni. Compie oggi 75 anni Shelley Alexis Duvall, attrice e produttrice televisiva statunitense. Coprotagonista nel discusso film Tre donne di Robert Altman, per il quale ottiene il Prix d'Interprétation Féminine al Festival di Cannes. Diviene poi nota al grande pubblico per l'interpretazione di Wendy, l'angosciata moglie di Jack Torrance in Shining di Stanley Kubrick, e per quella di Olivia Oyl, la fidanzata di Popeye in Popeye. Sono invece 84 le candeline per Sir Richard Starkey, meglio noto come Ringo Starr. È stato per 9 anni il batterista dei Beatles, per i quali ha composto solo 2 canzoni. Dal 1970 anche lui, come gli altri 3, ha intrapreso la carriera solista. Buon compleanno infine a Licia Colò, oggi 62enne. Qualcuno ricorderà i suoi primi passi in TV con Bim Bum Bam nel 1983 accanto a Paolo Bonolis, ma è nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi, tra cui Alle falde del Kilimangiaro. È autrice di libri sugli animali e sulle sue esperienze in giro per il mondo. Cari bambini che ci state seguendo da casa, ricordatevi di non dire bugie, altrimenti rischiate che vi si allunghi il naso. A proposito, sapete chi è l'autore di Pinocchio? Si tratta di un certo Carlo Lorenzini, che in un periodo di difficoltà economica decise di inventare delle storie sui bambini che non volevano andare a scuola, nel tentativo di guadagnare qualche soldo. E così nacquero le avventure di Pinocchio. Finalmente, il 7 luglio del 1881, queste storie furono pubblicate per la prima volta nella versione definitiva. L'autore divenne poi famoso col nome d'arte di Collodi. Immaginate di avere a disposizione un budget illimitato e di desiderare semplicemente di rilassarvi. Non sapete dove andare? Ecco qui un suggerimento interessante. La suite d'albergo più costosa del mondo si trova a Ginevra, in Svizzera. Il suo prezzo si aggira intorno ai 61.000 euro a notte. Questa suite straordinaria si estende su una superficie di 1.700 metri quadrati e comprende ben 12 camere e 12 bagni. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna è congiunta a Venere e nel cielo si formano solo aspetti positivi, tranne che proprio l'opposizione di Luna e Mercurio a Plutone. Cosa non sopportano di nascosto i 2 pianeti? Scopriamoli insieme. Ariete, la giornata di oggi è una giornata assolutamente splendida, proprio perché avete conquistato sicurezza affettiva e maggiore agio. Oggi vi sentirete libere di esprimere i sentimenti e soprattutto di pensare al futuro affettivo. Toro, una giornata oggi ancora splendida, proprio perché in amore brillano delle stelle positive, ma anche nella passione. Marte e Urano sono ben stimolati da Venere, Luna e Sole. Anche Saturno e Nettuno sono d'accordo, per cui i sogni potrebbero diventare solide realtà in campo affettivo. Gemelli, giornata meravigliosa oggi con uno stupendo sestile Giove-Mercurio. Questi 2 pianeti inizieranno a dialogare rendendovi semplici
semplice, sintetizzando tutto nella vostra vita. Tutto si semplifica e tutto si alleggerisce. Bentornati gemelli. Cancro, la giornata di oggi prevede un tripudio planetario tra i vostri gradi. Sole, Luna nuova e Venere sono assolutamente concordi nel regalarvi una giornata piena di grandi solidità affettive e la sicurezza di aver messo a sicuro i vostri sentimenti, la vostra famiglia e la vostra intimità da tutta una serie di tempeste che all'orizzonte si profilavano. Leone, giornata molto interessante oggi, proprio perché Mercurio non ci sta proprio alle angherie di Plutone, per cui oggi sarà una giornata molto chiarificatrice, soprattutto in famiglia, in cui godrete dell'appoggio di tutti i vostri familiari nel dipanare una problematica che sosterrete essere di fondamentale importanza per voi la risoluzione. Vergine, giornata oggi molto importante, ancora pianeti favorevoli dalla vostra e tutta una serie di sostegni da Marte e Urano. Oggi potreste dedicarvi agli affetti, ma soprattutto anche a un piccolo viaggio, una piccola fuga d'amore, la voglia di fuggire, la voglia di andare lontano, lontano dalle problematiche lavorative che oggi proprio non volete ritrovare, ma che da lunedì dovranno essere di nuovo affrontate. Bilancia, giornata oggi con un po' di pianeti contro, è solo Giove che vi aiuta e anche per voi c'è voglia di fuggire e andare lontano. Un viaggio, qualcosa o qualcuno da vedere fuori dalla vostra routine sarà oggi il toccasana e la carezza che vi farà stare bene. Scorpione, è proprio Plutone, il vostro maestro, che con Luna e Mercurio oggi non va proprio d'accordo. Entrambi gli astri vogliono stanare qualcosa di poco chiaro. Ci riuscirete? Ebbene sì, il vostro intuito non fallisce mai. Sagittario, giornata oggi che vede un buon assetto planetario generale, anche se sentite tutto un po' distante. Probabilmente le quadrature di Saturno e Nettuno ancora vi fanno sentire fatica, ma questo non durerà a lungo, proprio perché una serie di pianeti sarà per transitare il Leone. Ha iniziato già Mercurio e oggi in serata anche la Luna, quindi una sorpresa affettiva positiva in serata. Capricorno, la Luna oggi vi saluterà dall'opposizione, proprio perché in serata si sposterà il Leone, dandovi meno noia e fastidio, e sembra essere tornata la calma e l'armonia nel vostro ambiente familiare e nella vostra coppia. Quindi se in mattinata ancora sentite tensione, lasciate stare, in serata si risolverà tutto. Acquario, Mercurio e Luna oggi fanno un po' di dispetti, soprattutto al Plutone che ospitate, creandovi un po' di pensieri o di difficoltà. Qualcuno sentite che vi sta ingannando? Non dovete fare altro che fidarvi del vostro istinto. Molti di voi hanno il senso del futuro, per cui anche vedere in prospettiva delle piccole defiance da parte degli altri per voi è un gioco da ragazzi. Fidatevi di voi stessi. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che saluta la Luna dal Cancro, che tra qualche ora arriverà il Leone, ma vi lascia assolutamente una mattinata serena e felice con la vostra famiglia e i vostri affetti. Siete molto romantici per adesso, ma anche molto concreti nel poter progettare il futuro sentimentale con una certa sicurezza. Marte e Urano vi rendono passionali. È stato l'artista più premiato della storia, ma anche uno dei più controversi. Sia per le trasformazioni del suo volto, sia per le accuse di molestie sessuali nei confronti di minorenni. Lui però per molti rappresenta la musica nel suo vero spirito. Ha fatto ballare generazioni intere e ha ispirato numerosi cantanti. Michael Jackson è morto improvvisamente a 50 anni per un'intossicazione acuta da anestetico. Il suo funerale, il 7 luglio del 2009 a Los Angeles, è stato seguito da circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo, record di sempre per una trasmissione televisiva. Ricordate quando il celebre allenatore di calcio Giovanni Trapattoni, durante una conferenza stampa al Bayern Monaco, pronunciò una frase memorabile in una lingua che mescolava italiano e tedesco? Sto parlando di "Don't count your chickens before they hatch", che in italiano suona come "non contare i tuoi polli prima che si schiudano".
Tuttavia nella nostra lingua abbiamo un detto popolare ancora più famoso: non dire gatto se non ce l'ha nel sacco. Questo modo di dire ci ricorda di non essere mai troppo sicuri di aver raggiunto qualcosa prima che sia effettivamente successo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. C'è chi sostiene che i quadri di Segal, meglio conosciuto come Marc Chagall, abbiano il potere di far sognare e allo stesso tempo delirare. La sua vita si è svolta in un'epoca segnata da 2 guerre mondiali e dalla rivoluzione bolscevica, nella quale egli stesso ha preso parte. La sua arte è assolutamente unica e si avvicina allo stile simbolista. Un suo amico, Apollinaire, ha definito sovrannaturale una delle sue mostre a Berlino. Durante il suo esilio negli Stati Uniti, stranamente Chagall ha scelto di non richiedere la cittadinanza americana e ha persino rifiutato di imparare l'inglese. Ci salutiamo con la frase del giorno: Woody Allen mi piace perché è più brutto di me. Che romanticismo, eh? Noi ci vediamo domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.